Amici bellini, andiamo a bomba. Questa volta, vi devo dire la verità, è stato proprio opportuno svegliarsi presto per ascoltare la conferenza perché mi è piaciuta tanto. Domande, però le risposte sono state importanti. Quindi cominciamo. Sì, ne valeva proprio la pena. Adesso scaldiamo la voce che si svilupperà, si metterà a posto durante il video. Benvenuto DGRFPP e tutti quelli che si sono iscritti. Lasciate like per uno Spalletti carico a spallettoni. Battuta dei miei amici bellini che possiamo riproporre. Tutti gli abbonati che stanno venendo, veramente vi ringrazio proprio in massa, ed è bene che si giochi subito, bene perché l'ambiente è caldo. A margine dobbiamo citarla la cosa di De Laurenti, che ha girato di nuovo un video dove un tifoso X lo chiama, fa vedere De Laurenti si risponde chi è, sono Tonino Scardi, resta un po' dubbioso oramai, perché una volta può capitare, ti chiama un numero random, tu rispondi e rispondi così. Adesso però lo devi sapere che quando ti chiamano, se ti chiamano, registrano e mettono poi quindi veramente, se non l'ha organizzata lui direttamente lo sa. Non è che ti chiama la qualunque e tu ti metti a parlare di calcio, no, questa è la partita. Oramai questa è la comunicazione visionaria di De Laurenti. Invece di fare un tweet, organizza una telefonata con un tifoso X e dice quello che deve dire. Ma quindi la cosa è che adesso vediamo quello che si deve fare. Ci immaginiamo veramente uno stadio infuocato, ma non immaginiamocelo solo per il Milan, immaginiamocelo già con il Verona, perché abbiamo questa opportunità di giocarcela già in casa e quindi avere un assaggio di quello che può essere l'atteggiamento dei giocatori e l'atteggiamento dei tifosi. Ricordiamo che questa è Napoli-Verona. Ed è importantissimo che sia Napoli-Verona e non Napoli-Lecce, per esempio. Perché? Perché Verona si porta dietro tutta una narrativa e Spalletti fa benissimo a ricordarci. Quindi ci dobbiamo inventare una formazione, siamo pronti con un Abramo tattico anche ad inventarcela, perché qua si tratta proprio di inventarcela, però Spalletti è talmente sereno che qualche cosa ce la spilla, ce la dice già. Insomma, la prima domanda è: abbiamo visto Osi lavorare in gruppo e quindi come sono le sue condizioni? E Spalletti già ci dice che sono buone, che sta rispettando quella tabella che avevano in mente e che quindi Osi verrà convocato. Possiamo immaginare che Osi possa essere utilizzato nei minuti finali. Spalletti dopo dice anche se ce ne sarà bisogno, quindi potrebbero anche volerne fare a meno. Se il Napoli sta bene, magari sta già in vantaggio, si può anche fare a meno, però fargli assaggiare il campo non sarebbe male. Quindi anche se sta in vantaggio, magari non lo metti proprio per recuperare una partita, perché poi la tensione, però Osi è uno di quelli che entra e spacca e vuole spaccare. Piano piano Osi non sudare, Si chiede se si farà un turnover ragionato oppure qualcosa di più. Spalletti ci dice: certo non ne cambierò 10, ma che cos'è il turnover ragionato? Giustamente come frase, che significa? È chiaro che tutti i turnover li ragioni, tutte le formazioni che devi fare sono ragionate. E per esempio ci dice Kim gioca, e questa era evidente. Dobbiamo immaginare Kim e dobbiamo immaginare Anghissà, perché ovviamente non ci saranno con il Milan e quindi riposeranno in quella occasione. Ci mettiamo Kim qui e ci mettiamo Anghissà qua. Scriviamo belli in maiuscolo perché devono fare una partita maiuscola, anche se Kim per me ha più bisogno di riposare rispetto a un Rrahmani. Adesso sta girando questa ipotesi di riposo anche per Rrahmani. Non lo so, perché secondo me Rrahmani non ha bisogno di riposo in questo momento. Io lo vedo fisicamente sul pezzo, non lo vedo stanco neanche mentalmente. Però qualcuno dice Østigård, il che potrebbe essere sicuramente una soluzione. Io penso
che una partita possa dare anche un po' di abitudine al campo a Juan Jesus, Juan, e quindi dargli un pochino di spazio in vista poi di quella che sarà la partita col Milan, e credo che giocherà Juan perché serve anche un po' di esperienza di uno che li ha fatti i quarti di Champions. E quindi magari, non tanto per far riposare Rachmani, ipotizziamo Juan Jesus, lo scrivo minuscolo perché non è detto, io posso aspettare anche Rachmani, e quindi in questo caso lo spostiamo a sinistra e Kim spostato a destra. Mi vengono un po' di dubbi, quindi qui, tenendo presente anche l'opportunità è veramente difficile qua indovinarla, Rachmani Ostigard. Ma la formazione la dobbiamo fare dopo, perché poi se c'è Rachmani Ostigard lo devi vedere a destra. Ostigard gioca anche a sinistra nella sua nazionale, però non vorrei spostare Kim da qui. Kim si è abituato a giocare a sinistra nonostante sia destro. Ricordiamo che K2 era lo stesso, destro di piede, però a sinistra rendeva meglio. Bel dubbio qua subito in difesa, ma andiamo avanti con la conferenza, perché altrimenti andiamo nelle chiavette. Adattarsi in 10, ecco la domanda. Si ritorna alla partita con il Milan. Si è soddisfatto Spalletti della capacità del Napoli di adattarsi anche in 10 uomini, e Spalletti risponde sì. Molti hanno parlato del nervosismo del Napoli, io invece ho visto la maturità, ed è giusto. Però Spalletti, noi l'abbiamo fatto vedere il nervosismo dove l'abbiamo individuato, tra Anghissà e Mario Rui, qualche reazione, alcune reazioni un po' timorose, alcune reazioni che non ci sono state. L'immagine Teo Lozano resta nella mente, è uguale all'immagine Gattuso-Hamsik, e quindi vediamo. Però la maturità sicuramente nel finale della partita ci è piaciuta. Si ritorna ovviamente sul discorso del tifo. Se Spalletti vuole aggiungere qualcosa a quello che ha già detto, ricordiamo le dichiarazioni, dice sì, io se vedo un'altra volta quello che ho visto allo stadio, dove ce la prendiamo tra di noi e lasciamo lo stadio, facciamo scaramucce tra di noi, io mi alzo e me ne vado. Spalletti dice se voi la impostate così, che è Spalletti contro i tifosi, è chiaro che sembra una dichiarazione forte, ma invece no, io sto chiedendo di essere tutti uniti. E poi la famosa frase alla Spalletti: è il momento di perdersi nell'amore per il Napoli. E non c'è dubbio, e vogliamo sperare che questo possa accadere. Un passo indietro tutti, bandiere non bandiere, tamburi non tamburi, sciarpe, magliette azzurre, e andiamo a creare un muro di tifo tutto unito. E dai, si può fare. Come si fa a non pensare al Milan? Giustamente, Spalletti è bravo a rispondere a questa domanda, che sembra banale, ma non lo è, perché è chiaro, qualsiasi tipo di... Quando tu vedi il Milan che pareggia con l'Empoli, è chiaro che la prima cosa che dice avevano la testa già alla Champions, e poi dipende da come va la partita con la Champions. Il Napoli non aveva la testa alla Champions con il Lecce, bisognava risolvere dei problemi della debacle che avevamo subito in campionato, quindi la testa deve stare subito al Verona, ma per troppi motivi. Per riprendersi subito, perché dopo una sconfitta devi riprenderti, non ha importanza in quale competizione, subito devi darmi l'impressione che segni, anche perché molti me lo facevano notare, nelle ultime 3 partite un gol di Di Lorenzo e poi 0 perché c'è stato un autogol, così abbiamo vinto con Lecce, ma con il Milan non siamo riusciti a segnare. È chiaro, essere spuntati dobbiamo vedere, però ovviamente Spalletti ci ricorda: se vinciamo domani poi ne mancano solo 3 a quel sogno lì, e poi se vinci ci arrivi meglio. E poi, se non sbaglio, quando sono arrivato voi mi chiedevate continuamente di Napoli-Verona, cioè uno dei punti più bassi del momento della storia del Napoli, perché quella partita Napoli-Verona qualcosa deve essere successo e non ce lo dicono, e quindi Napoli-Verona si porta dietro tutto questo. Gli chiedono del Verona un po' tatticamente, un po' tecnicamente. Devo dire, il Mattino ci prova sempre, il giornalista del Mattino ci prova sempre a mettere qualcosa di campo nelle sue domande, e apprezziamo. E quali sono le insidie? Le più cattive insidie ti montano addosso, fanno battaglia, hanno le motivazioni per la salvezza, hanno vinto l'ultima, hanno messo anche in difficoltà la Juventus, ma noi le motivazioni le abbiamo anche di più. Sotto questo punto di vista, perché sì, loro si devono salvare e hanno anche una squadra, sentono di avere una squadra più forte della posizione che hanno in classifica, ma noi le motivazioni sicuramente ce le abbiamo, perché dobbiamo vincere. È chiaro che
contemporaneamente tu pensi, con quel vantaggio che hai, se stecchi non è un dramma, ma potrebbe esserlo perché perdi quella certezza, perché significa che hai perso troppe partite consecutive e questo non va bene, quindi si deve proprio vincere col Verona, è importantissimo. Gli si chiede nello specifico anche di Di Lorenzo e Lobotka, di cui Spalletti non riesce a fare a meno, e dice stanno bene considerando anche il motore che hanno. Se pensi al motore, lui dice forse hanno motori diversi, forse un po' più Lobo avrebbe bisogno di rifiatare, ma anche Di Lorenzo potrebbe doverne saltare una, e qua dobbiamo inventarcela, però io non credo non credo che poi puoi cambiarne veramente 10, e quindi lì io ci metterò, vediamo, non lo so ancora. Siete concentrati? La domanda, purtroppo quest'altra domanda fa tutto un giro di parole per ripetere la domanda di prima, cioè pensate a Verona o state pensando già a Milan? Come si fa a dire nello spogliatoio ai giocatori di essere concentrati col Verona? Siamo attenti, è un po' la risposta che ho dato prima e quindi non me la sono scritta proprio. Il finale con il Milan ci dimostra anche che stiamo bene fisicamente. Io qua rispondo sì. Anche qua Spalletti fa un gran giro di parole, ma alla fine sì, stiamo bene, e questo era importante. E poi gli si chiede nello specifico di Raspadori se ha recuperato completamente, ed ancora di Osi, e Spalletti ci confida che l'utilizzo di Raspadori è stato un po' forzato, non era ancora pronto per fare poi la partita intera, è stato messo nella mischia anche in Champions, però è stato forzato, dovrebbe ancora recuperare, non ha ancora probabilmente i 90 minuti nelle gambe, e questo ci potrebbe pensare a una staffetta Raspadori-Osimhen nel finale della partita col Verona. Poi le porte scorrevoli, le sliding doors, questo che significa? Quanto sono importanti i dettagli? Ma che domanda è, quanto sono importanti i dettagli? E Spalletti risposta geniale: tu mi parli di porte, allora io ti dico che di solito è l'ultima chiave del mazzo che apre la porta. Beh, secondo me questa è una risposta bellissima. E poi la TV georgiana, Baldari non si prende responsabilità, non la dice quale TV georgiana è, ma la giornalista georgiana, serviva lei a dire a Spalletti anche qualcosina che lo faccia riflettere. Dice: abbiamo visto, noi vogliamo sempre, chiaro, Kvicia compreso, vorremmo sempre vedere i titolarissimi e quindi la squadra più forte, ma non crede che i giocatori sono un po' stanchi e quindi anche per questo sono arrivate queste sconfitte con il Milan? E Spalletti ci deve riflettere, ovviamente dice: io però ne ho vinte tante, quindi come a dire, non li ho fatti riposare ma perché ho vinto e quindi sto meglio rispetto agli altri. Certo è che è possibile che un po' di stanchezza sia arrivata, e quindi ci può stare questo discorso, qualcosa cambierò. E qua ci dice anche Kvara in panchina. Io ve l'avevo detto in live, non farò quella solita cosa che prendo un estratto della live dove vi dico che subito dopo la partita, quasi nel mio editoriale della live, vi ho detto far riposare Kvaratskhelia, subito far riposare Kvaratskhelia contro il Verona. Lo so, è una cosa forte, però secondo me si deve fare perché anche lui poi non può giocarle tutte. Ricordiamo che Kvara non ha fatto neanche vacanze e quindi anche lui potrebbe poi soffrire e non arrivare brillante all'appuntamento che conta. E Spalletti dice: Kvara per esempio potrebbe fare un po' di panchina, l'ho voluta la tranquillizzare. Lei mi dice che lo vede, perché se nel caso si stanca troppo la tranquillizzo, e Kvara potrebbe anche lui fare panchina. Dopodiché si va ancora più nello specifico e si chiede chi è il centroavanti, chi sarà il centroavanti, e Spalletti ci dice che sarà Raspadori, e gli si chiede anche su Meret. Spalletti ci dice: Meret poi è uno di quei portiere, fa meno fatica degli altri, però là ci sono altri discorsi e non ve lo dico. Ora non ve lo dico, Meret, Gollini, io non credo che Meret debba riposare, quindi ce lo metto in campo, anche se Gollini non c'era dispiaciuto quando è stato chiamato in causa. Qui il capitano io ce lo metto, non si può poi svuotare una squadra delle sue anime. Non si può svuotare una squadra delle sue anime facendo un turnover esageratissimo, servono. Quindi qua Di Lorenzo lo confermiamo, qua io posso anche pensare a Olivera titolare, perché con il Verona c'è da fare battaglia fisica, e anche sto pensando proprio ad avere un Mario Rui che vorrà giocarsi le sue chance di redenzione, di prendersi le sue soddisfazioni personali, una sorta di vendetta sportiva personale, perché 2 volte su 2 il Milan ti ha fregato da quella zona.
e quindi immagino Mario Rui poi titolare con il Milan e vedo Oliveira qui, quindi Di Lorenzo, Oliveira, Kim di sicuro, qua il primo ballottaggio, Juan Jesus per fargli prendere, il ragionamento è Juan Jesus per fargli prendere minutaggio, quindi poi devi adattare Kim a destra, che si può fare, o confermare Rachmani, quindi confermare la difesa base con Oliveira che si alterna con Mario Rui, oppure addirittura mettere un po' di minuti a Ostigard e quindi avere Juan Jesus freschissimo. È tutto secondo me 33, 33, 33, diamo un 34 per completare il 100% a Juan Jesus, perché mi sembrerebbe giusto fargli prendere un pochino di confidenza con il campo, perché ha giocato molto molto poco. Qui ragazzi, Lobotka dovrebbe riposare, anche io sono d'accordo con voi. Gaetano lo escluderei perché anche lui torna da un piccolo fastidio, si è allenato in gruppo, ma non dovrebbe essere al 100%. C'è Demme, ma Demme ha giocato pochissimo, allora non lo so, non abbiamo Ndombele perché è squalificato, quindi qua mettiamo Lobotka. Certo, dovrebbe riposare, dice, far giocare Demme che non ha praticamente mai giocato, teniamolo presente. Io ricordate che vorrei far giocare anche vorrei far riposare anche Elmas, perché si è fatto il cuore così, e quindi poi non lo vorrei perdere perché troppe partite consecutive. Qua ci confermo Zielinski, e qua la solita storia, possiamo vedere Politano dall'inizio. Abbiamo la situazione Zerbin, su Raspadori siamo abbastanza sicuri perché il mister ce lo ha detto, quindi lo mettiamo in maiuscolone, come Anghissà, come Kim, Politano, e qua adesso il dubbio Kvara, io avevo detto facciamo giocare Zerbin, Chai e Elmas, potrebbe essere questa la formazione ragazzi, non lo so, non lo so, volendo. Qualcosa cambia, ma non può cambiare tutto. È sempre Napoli-Verona e la partita comunque è tosta e delicata. E arrivare poi alla partita di Champions con una bella prestazione fatta con il Verona, con il devi ritrovare il gol. Attenzione, non diamo per scontato che devi ritrovare il gol, e non devi poi aspettare di mettere Osi nel finalissimo, perché poi vai in affanno e non va bene. Quindi devi ritrovare il gol. Ecco perché io Elmas, che lo volevo far riposare, almeno ce lo metto in campo, volendo far riposare Kvara. È proprio difficile questa volta indovinare. Voi vi potete divertire nei commenti sotto, continuo a ragionarci. Eh sì, il dubbio importante è in difesa, il dubbio del centrocampista centrale, perché un po' di riposo alla Lobotka ci vorrebbe. Sarebbe una bella sorpresa vedere Demme titolare dall'inizio. Elmas Kvara ci sta come discorso, e Politano Lozano anche. Sì, va bene, la lascio così e vediamo quello che succede. Tanto non ci cambia niente, non siamo noi per fortuna, non siamo noi a decidere, ma è Spalletti che di esperienza ne ha da vendere. Da New York, Valerio Fluido è tutto, dite la vostra che io ho detto la mia. Sono contento che si può subito tornare in campo e poi andiamo in pompa magna verso una partita che è ancora più storica di quella dell'andata, perché sarà dentro fuori la prima finalissima, ma prima Napoli-Verona. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.